Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei ritornare su un tema importante, il rapporto tra la speranza e la memoria, con particolare riferimento alla memoria della vocazione. E prendo come icona la chiamata dei primi discepoli di Gesù. Nella loro memoria rimase talmente impressa questa esperienza che qualcuno ne registrò perfino l'ora. Erano circa le 4 del pomeriggio. L'Evangelista Giovanni racconta l'episodio come un nitido ricordo di gioventù rimasto intatto nella sua memoria di anziano, perché Giovanni scrisse queste cose da anziano già. L'incontro era avvenuto vicino al fiume Giordano, dove Giovanni Battista battezzava, e quei giovani Galilei avevano scelto il Battista come guida spirituale. Un giorno venne Gesù e si fece battezzare nel fiume. Il giorno seguente passò di nuovo e allora il battezzatore, cioè Giovanni il Battista, disse a 2 dei suoi discepoli: «Ecco l'agnello di Dio». E per quei 2 è la scintilla. Lasciano il loro primo maestro e si mettono alla sequela di Gesù. Sul cammino lui si gira verso di loro e pone la domanda decisiva: ma che cosa cercate? Gesù appare nei Vangeli come un esperto del cuore umano. In quel momento aveva incontrato 2 giovani in ricerca, sanamente inquieti. In effetti, che giovinezza è una giovinezza soddisfatta senza una domanda di senso? I giovani che non cercano nulla non sono giovani, sono in pensione, sono invecchiati prima del tempo. È triste vedere i giovani in pensione. E Gesù, attraverso tutto il Vangelo e in tutti gli incontri che gli capitano lungo la strada, appare come un incendiario dei cuori. Da qui quella sua domanda che cerca di far emergere il desiderio di vita e di felicità che ogni giovane si porta dentro. Che cosa cerchi? Anche io vorrei oggi domandare ai giovani che sono qui in piazza e a quelli che ascoltano per i media: tu che sei giovane, che cosa cerchi? Che cosa cerchi nel tuo cuore? La vocazione di Giovanni e di Andrea parte così. È l'inizio di un'amicizia con Gesù, talmente forte da imporre una comunanza di vita e di passione con Lui. I 2 discepoli cominciano a stare con Gesù e subito si trasformano in missionari, perché quando finisce l'incontro non tornano a casa tranquilli. No, tant'è vero che i loro rispettivi fratelli Simone e Giacomo vengono presto coinvolti nella sequela. Sono andati da loro e dicono: ma abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato un grande profeta.
danno la notizia, sono missionari di quell'incontro. Fu un incontro così toccante, così felice, che i discepoli ricorderanno per sempre quel giorno che illuminò e orientò la loro giovinezza. Come si scopre la propria vocazione in questo mondo? La si può scoprire in tanti modi, ma questa pagina del Vangelo ci dice che il primo indicatore è la gioia dell'incontro. La gioia dell'incontro con Gesù. Matrimonio, vita consacrata, sacerdozio, ogni vocazione vera inizia con un incontro con Gesù che ci dona una gioia e una speranza nuova e ci conduce anche attraverso prove e difficoltà a un incontro sempre più pieno. Cresce quell'incontro, più grande l'incontro con Lui e alla pienezza della gioia. Il Signore non vuole uomini e donne che camminano dietro a Lui a malavoglia, senza avere nel cuore il vento della letizia. Voi che siete in piazza, vi domando, ognuno si risponde a se stesso. Voi avete nel cuore il vento della letizia? Ognuno risponde. Io ho dentro di me, nel cuore, il vento della letizia? Gesù vuole persone che hanno sperimentato che stare con Lui dona una felicità immensa, che si può rinnovare ogni giorno della vita. Un discepolo del Regno di Dio che non sia gioioso non evangelizza questo mondo. È un triste. Si diventa predicatori di Gesù non affinando le armi della retorica. Tu puoi parlare, ma se non c'è un'altra cosa, come se si diventa predicatori di Gesù custodendo negli occhi il luccichio della vera felicità. Tanti di noi, tanti cristiani, vediamo fra noi che con gli occhi ti trasmettono la gioia della fede, con gli occhi. Per questo motivo il cristiano, come la Vergine Maria, custodisce la fiamma del suo innamoramento, innamorati di Gesù. Certo, ci sono prove nella vita, ci sono momenti in cui bisogna andare avanti nonostante il freddo e i venti contrari, nonostante tante amarezze. Però i cristiani conoscono la strada che conduce a quel sacro fuoco che li ha accesi una volta per sempre. Ma per favore, mi raccomando, non diamo retta alle persone deluse e infelici. Non ascoltiamo chi raccomanda cinicamente di non coltivare speranze nella vita. Non fidiamoci di chi spegne sul nascere ogni entusiasmo dicendo che nessuna impresa vale il sacrificio di tutta una vita. Non ascoltiamo i vecchi di cuore che soffocano l'euforia giovanile. Andiamo dai vecchi che hanno gli occhi brillanti di speranza. Coltiviamo invece sane utopie. Dio ci vuole capaci di sognare come Lui e con Lui, mentre camminiamo ben attenti alla realtà. Sognare un mondo diverso e se un sogno si spegne, tornare a sognarlo di nuovo, attingendo con speranza alla memoria delle origini.
a quelle braccia che forse dopo una vita non tanto buona, quelle braccia che sono nascoste sotto le ceneri. È il primo incontro con Gesù. Ecco dunque una dinamica fondamentale della vita cristiana: ricordarsi di Gesù. Paolo diceva al suo discepolo: ricordati di Gesù Cristo. Il consiglio del grande San Paolo: ricordati di Gesù Cristo. Ricordarsi di Gesù, del fuoco d'amore con cui un giorno abbiamo concepito la nostra vita come un progetto di bene, e ravvivare con questa fiamma la nostra speranza. Grazie.